Tante le iniziative organizzate dal comune di Oppolo Giancazio per le festività natalizie aspettando il nuovo anno. Il sindaco Portella e tutta l'amministrazione di Oppolo sono riusciti anche quest'anno a organizzare un cartellone di ottimo livello, apprezzato dai tanti forestieri che hanno avuto modo di vivere le aree natalizie del piccolo paese dell'Agrigentino. Quindi si è iniziato con gli zampognari per le vie della città, eseguire le novene tipiche del Santo Natale, la degustazione dei prodotti tipici della nostra terra siciliana, per la piazza di Corso Umberto, in giro il Babbo Natale, per le vie del centro storico, il presepe vivente sotto l'arco. Non poteva mancare la tipica serata musicale nel capannone di Contrada Piano Corsa, dove la gente ha potuto ballare fino a tardi. Sono delle belle iniziative che abbiamo voluto fare proprio per far sentire il calore del Natale. C'è stato il presepe vivente dalle nostre parti, sotto l'arco, che è una zona caratteristica del nostro paese. Stiamo continuando qua con i prodotti tipici siciliani. Abbiamo i ceci, poi dei salumi più avanti, il cannolo con la ricotta e altre cose tipiche. Ed invitiamo le persone a venire a Ioppolo. E il 31 un'altra bellissima serata proprio qua in piazza di musica. Aspetteremo l'anno nuovo tutti insieme e brinderemo tutti insieme per il 2019. Prossimi gli appuntamenti in attesa del fine anno. Il 30 ci sarà il concerto musicale intercomunale della banda Vincenzo Bellini che si esibirà presso la Chiesa Madre. Quindi in attesa del nuovo anno, il 31 è il concerto di Capodanno in piazza Umberto con il gruppo dei Meri Pop Hit. A mezzanotte il brindisi di Capodanno e quindi la notte bianca con il gruppo musicale di René Volé.